Spumante Italia, sono con Sergio Rasi di Datron, vetrinette, qual è lo slogan? Noi siamo allora cantinette vino che arredano. Vetrinette. E in effetti poi potrete vedere alle nostre spalle queste vetrinette che sono fantastiche, di un design molto particolare. Azienda di grande comunicazione, azienda di grande design, ma azienda anche che si sta proiettando verso un futuro quale? Ce lo racconti per cortesia? Allora, l'obiettivo nostro ovviamente è di fare prodotti che arredano, cioè nel senso le cantinette devono stare nel salotto, devono stare in cucina, devono stare nei posti più belli della casa, devono diventare dei piccoli mobili bar dove la gente si raccoglie vicino e si fa baldoria attraverso delle bicchierate, del buon bere. Questo è un pochino l'obiettivo. Noi abbiamo mercati tedeschi, abbiamo mercati italiani, lavoriamo un po' tutta Europa, però l'obiettivo proprio è di stare nel mondo del design. E arredare vuol dire anche confrontarsi con uno stile di vita bello, quindi la bellezza che diventa anima del vostro lavoro, no? Sì, diventa emozione, cioè l'obiettivo è che quando ci si siede attorno a un qualcosa di carino con gli amici si deve condividere un buon vino, ma tutto un buon design, un buon clima, cioè tutto quello che serve per avere una buona emozione con gli amici. Qual è la storia dell'inizio della vostra Noi attività? siamo nati come terzisti, infatti noi produciamo per moltissime aziende concorrenti. Poi 12 anni fa abbiamo deciso di proporre il nostro marchio e l'abbiamo proposto online perché era l'unico modo per raggiungere il consumatore finale. In questo caso la vendita avviene unicamente tramite il nostro sito che è datron.club, però siamo ben organizzati, insomma, attraverso il telefono, i video e la comunicazione possiamo fare qualsiasi prodotto personalizzato, qualsiasi tipologia di arredamento, riusciamo anche ad aiutare molto Gli architetti, quindi? Sì, architetti, design, però la cosa che ci piace un pochino è proprio aiutare un po' il consumatore anche a arredare un po' la casa, no? Siccome poi è un prodotto un po' nuovo, cerchiamo di fargli anche il disegno, di dargli dei consigli, abbiamo una linea costantemente diretta con il cliente, pertanto le dico è proprio un servizio, oltre che la conservazione del vino, che ovviamente abbiamo le migliori caratteristiche per conservarlo, a puntare proprio anche al design, l'arredamento e far vivere bene il vino, la cantinetta, la conservazione, gli amici, il piatto di salame, il buon caffè, eccetera. Bene, questo indubbiamente io che ne ho in casa, ti posso dire che il vantaggio di una vetrinetta di vino indubbiamente è fantastica, perché a quel punto raccoglie gli amici. Averci una gamma di una cinquantina di bottiglie in frigorifero, belle, fresche, pronte, che puoi scegliere a seconda di quello che decidi di mettere in tavola, a seconda della fratellanza si crea qualcosa diventa estremamente bello e fantastico. E questa cosa poi, se ci siamo anche un design in questa maniera, indubbiamente è ancora più fantastico. Ma mi stavi parlando che hai progetti importanti per il futuro? Ma no, certo, noi adesso, l'obiettivo è, allora, come Datron, cioè noi abbiamo un dipartimento delle cantinette vino, ovviamente siamo abbastanza, siamo leader nel settore del design, no? Ci stiamo allargando molto poi nel mondo in Europa, un po' dappertutto, abbiamo aperto anche un ufficio a Miami dove, gli Stati Uniti fortunatamente ci danno anche dei buoni risultati, ma ci danno anche delle belle informazioni dal punto di vista proprio dello stile, ma anche dello stile del convivere. Cioè, il bello è anche avere nuove idee per stare bene con gli amici, per coinvolgere un pochino proprio le amicizie, per creare emozioni in tutto questo mondo che il vino comunque deve fare, no? Quindi più culture, diverse culture che in qualche modo alimentano anche la scelta della progettualità e di altri sistemi. Esatto, c'è un nuovo modo per vedere, diciamo, il mobile bar in casa, tanto per dire, no? C'è un modo per raccogliere le persone e tenerle belle unite attraverso il bicchiere di vino, insomma. Sì. Spumante Italia, hai scelto di essere i nostri partner, io ti ringrazio fin da adesso anche pubblicamente di aver scelto Spumante Italia per essere partner nostro.
Perché hai fatto questa scelta, se posso... Ma perché vedo, avete scelto a mio avviso il segmento giusto. Cioè oggi ci sono 2000 fiere, tantissime tipologie di eventi, eccetera. A mio avviso il segmento che avete scelto è giusto. Oggi presumo che entrare in un segmento e specializzarsi in quel segmento sia importante, perché racchiude poi un target di persone abbastanza vasta, che va dai 30 in su, e che a mio avviso ha anche un buon gusto nel poter bere. Mi auguro che la nostra collaborazione continui nel tempo. Volentieri, volentieri. In bocca al lupo. Anche a te, Sergio. Grazie di tutto.